Le aziende artefici della realizzazione del Mose non falliranno e potranno continuare a lavorare. È stata trovata una soluzione perché abbiano i soldi che avanzano. L'annuncio, a margine dell'inaugurazione del padiglione Italia all'Arsenale della Biennale di Architettura, arriva dal ministro veneziano per la semplificazione e pubblica amministrazione Renato Brunetta, che fa il punto di una giornata di intensi incontri in laguna. Abbiamo trovato il percorso di liquidità economica e finanziaria per non far fallire le imprese e questa è la condizione per cui poi il prossimo autunno il Mose sia in fase ultima di completamento e in efficienza e quindi pronto per essere alzato per salvare Venezia. La notizia trova il plauso immediato all'apertura del padiglione Venezia e i giardini del presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese. Vedo nel governo Draghi, nel Premier Draghi, una praticità che è quella di cui oggi noi abbiamo bisogno, è una volontà a accelerare la via d'uscita e la battaglia che si è fatta per velocizzare i vaccini ne è una rappresentazione plastica. Gli industriali di Venezia ci saranno in questo rilancio, in questa ripartenza? L'ultimo trimestre 37%, più 37% di PIL, le industrie ci sono sempre.